Buonasera da Luigi Falco in diretta dal Pala Roberto Melis di Elmas con le immagini a cura di Riccardo Carta per raccontarvi la nona giornata del girone E di Serie B. Si affrontano il quarto contro il Club Sport Roma con Mando Daila che dà inizio alla partita con Costa che va da Cau. Si comincia qui a Elmas. Emer Mottes va di nuovo avanti, passa Mottes, può metterla in mezzo, è buona per Toskei col tacco, la sblocca con il tacco Daniele Toskei. Avanti per il Club Sport Roma, la seconda percussione di Mottes è stata quella decisiva per sbloccare il risultato. Asquer il volo, super gol di Asquer. Come il Villa Square, classe 1971, ancora ci regala questi gol. La Square scambia con Coni, ancora quell'idea, palla sbagliata, Calascione, viene in fondo in mezzo per l'arrivo di Santoro per il gol dell'1-2. Così poi è difficile giocare per la vittoria. Poi ha toccato, però Coni subito bacio verso gli spalti, il gol di Simone Coni. Nel momento in cui non c'è bisogno di fare certi regali, bisogna avere pazienza, farla girare la palla. Crescenzo, lampo di Crescenzo, avanti il Club Sport Roma. Poi prova ancora il lampo Crescenzo due volte, prima Cabras, poi anche il palo. Si apre lo spazio per il quarto però con Coni che vede Costa, 3-3, ancora una volta la riprende il quarto. Occasione persa da Crescenzo, poi ha punito Quartu col suo miglior marcatore che sale a quota 7. Quartu che può allora ancora attaccare, doppio passo di Cao che scappa via, toccato da Mottes, e attenzione perché era già ammonito Mottes, sgambetto netto, cartellino rosso, momento chiave della partita, momento che non può assolutamente non sfruttare Quartu. Cao, Burroni, Costa di prima! Eccolo il 4-3 per la prima volta, avanti Quartu in questa partita. La doppietta di Costa e giallo anche per Santoro. Era già bonito. Cartellino rosso. Non si tira a calciare, Coni finta, rischia e allora arriva Crescenzo, poi Emer colpisce Coni, secondo giallo e allora rosso, un altro rosso, incredibile però. Arriva il fischio. Paramongelli tiene in piedi la sua squadra, poi potrà rientrare il primo. Giù anche Cao, ma si gioca, non può sbagliarla, questo è il quarto e non la può sbagliare Sau, ha perdonato sul tiro libero, non poteva perdonare questa volta. 5-3. La grafica della classifica che abbiamo la ferma risultato di parità del quarto, mentre prova ad andare verso la porta Cabras con un tentativo troppo debole. Cao invece non può sbagliare, è il 6-3. È festa per tutti. Finisce qui. Vince il quarto 6-3.